Presidente, emergenza sfratti, siamo arrivati alla firma di un protocollo d'intesa tra tutte le categorie interessate. Sì, siamo arrivati oggi alla firma in prefettura di un protocollo d'intesa patrocinato dal Comune di Padova e dalla prefettura per poter lentamente riprendere con la dovuta attenzione l'esecuzione degli sfratti dopo il blocco che c'è stato durante il Covid. Sto parlando di sfratti di immobili ad uso abitativo, ovviamente, e si sta cercando di comune intesa tra le parti, quindi tra la proprietà, tra le associazioni che tutelano la proprietà e le associazioni degli inquilini, una strada morbida per cercare di risolvere questa situazione delle tantissime morosità che si sono accumulate in questo periodo di pandemia. Qual è la situazione appunto dalla parte dei proprietari? Dalla parte dei proprietari la situazione non è facile. Immaginiamo che non sia nemmeno facile dalla parte degli inquilini, ovviamente, perché ci mettiamo anche nei loro panni, però ovviamente da parte mia e da parte di UPI tuteliamo la proprietà immobiliare e quindi vi è la necessità di trovare un punto d'incontro tra le esigenze della proprietà, sempre più oberata e tartassata da tasse, imposte e quant'altro, e le esigenze degli inquilini che ovviamente hanno anche loro diritto a una casa. Con questo protocollo d'intesa a che cosa si arriva? Si arriva alla possibilità da parte dell'inquilino che ha determinate caratteristiche ISEE di ottenere, diciamo, un prestito o comunque un importo, una determinata somma, o per ottenere una proroga di quella che è l'esecuzione materiale dello sfratto, o per risolvere definitivamente il problema sfratto con la corresponsione di un determinato importo al proprietario locatore e l'apertura di un nuovo contratto di locazione. Diciamo che è una via di mezzo che può comunque per il momento tamponare la situazione? Può tamponare la situazione, bisogna vedere se e quanti proprietari aderiranno a questo protocollo, anche perché spesso dopo tutti questi mesi di mancati pagamenti di canoni di locazione e di oneri condominiali vi è soprattutto il problema è quello della massima sfiducia che ha il singolo proprietario nei confronti del suo singolo inquilino. Quindi voi che operazione dovrete fare oggi? Adesso sentire gli inquilini, parlare anche del protocollo? Oggi si firmerà questo protocollo, dopodiché ci sarà il massimo impegno da parte delle varie associazioni di categoria, di proprietari e di inquilini, per cercare di risolvere nel miglior modo le varie situazioni che si dovessero venire a creare, anche con l'ausilio del Comune, della Prefettura e degli assistenti sociali. Quindi consiglio da dare appunto, ai proprietari che stanno aspettando le morosità passate? Il consiglio che posso dare è cercare di vagliare nel migliore dei modi queste proposte che vengono svolte e cercare in qualche modo di addivenire ad un accordo. Dopo ovviamente l'accordo non lo si può imporre a nessuno perché ciascuno è libero di agire come meglio crede, però da parte nostra, da parte di UPI sicuramente ci sarà una presa di posizione riguardo a questo accordo.